Calciomania ore 21:15 su Telemantova per una puntata ricchissima di gol, perché abbiamo tante goleade da mostrarvi, dalla Governolese 4-3 al Castiglione 3-0 e ospiti in studio protagonisti del momento, dall'Asola Antonio Buonaiuto, il capocannoniere della promozione mantovana, e poi l'allenatore del Castiglione, primissimo, prima della classe in prima categoria, Marco Russo. In studio anche Luca Giacomelli della Voce di Mantova. Abbiamo lo spazio dedicato come ogni settimana ai vivai, ci sarà la Mantovana Junior con il presidente Luigi Barlera, insomma tanti gol, analisi del momento di tutto il calcio mantovano, dilettantistico e giovanile, non mancate, ore 21:15, Calciomania, il salotto del calcio mantovano. Buonasera amici sportivi, benvenuti a Calciomania. Ogni martedì puntuale a raccontarvi tutto il calcio mantovano, dilettantistico, giovanile. Oggi abbiamo un sacco di partite, ma soprattutto tantissimi gol da mostrarvi. In apertura la copertina che anticipa i temi della puntata di Calciomania di oggi. Si apre un'altalena di emozioni perché vi racconteremo quello che è successo a Governolo. 4-3 finale, sotto 1-0, va avanti 4-1, rischia di pareggiare alla fine. Governolo comunque alla fine esulta. E poi c'è un dominio, quello del Castiglione. Era scontro al vertice, prima contro seconda. La Verolese esce con le ossa rotte, 3-0 per gli aloisiani. Chi rompe in zona playoff è il Marmirolo, perché era sotto e una doppietta di uno scatenato Ndiaye ribalta ogni scenario. È terza in classifica il Marmirolo alla grande. Sarà una puntata di gol, alla fine ci sono i migliori gol, ma soprattutto sarà una puntata con tantissime reti. Questa è una delle più belle che abbiamo fatto vedere finora, ma dovete aspettare per vederne tante altre, anche i migliori gol della settimana. Ricordo ogni martedì a Calciomania chiudiamo con questa iniziativa, i premi che a fine anno andremo ad assegnare. Gli ospiti di oggi, do il benvenuto, prima volta a Calciomania, un bomber, un attaccante dell'Asola, in gran forma tra l'altro, Antonio Buonaiuto. Ciao, benvenuto, buonasera, con applauso. Buonasera a tutti. 5 gol fin qua, ne vedremo uno fra poco. L'allenatore, direi che potrebbe essere un allenatore dei record a fine stagione, eccolo qui, mister del Castiglione, Marco Russo, benvenuto mister. Buonasera a tutti, grazie. Luca Giacomelli, un amico di Calciomania, giornalista della Voce di Mantova, ciao e bentornato. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Poco dietro, l'avete intravisto, c'è Luigi Barlera, presidente della Mantovana Junior, con i ragazzi della Mantovana Junior, eccolo qua, subito, un applauso va anche a lui. E adesso l'applauso viene prolungato perché li avete visti, sono i giovanissimi della Mantovana, di cui parleremo nella parte finale della puntata. Eccoli qui, potete fare un applauso anche adesso, è il vostro momento. Allora, questo è il menù, sono gli ospiti, adesso andiamo a vedere un bel po' di gol, perché partiamo quello che vi ho detto poco fa, dal Festival del Gol di Governolo. 4-3, poi vediamo la Castellana, il Castiglione che vince alla grande, e il derby di prima, il Rapid vince al Curtatone. 4 servizi, vediamo. L'altalena emozionale della domenica premia la Governolese, non senza patemi nel Festival del Gol contro l'Orsa Iseo. 4-3 finale in una battaglia che vede prima allungare i mantovani padroni di casa e poi ritornare di prepotenza agli ospiti nel finale. Orsa subito avanti da calcio di rigore, Lonighi a terra valente, dal dischetto è il minuto 8, Rusconi batte Piccinardi, 1-0 per i bresciani. La reazione della Governolese è veemente, al minuto 60 infatti la partita è completamente ribaltata e vede i pirati di Marco Bresciani avanti 4-1. Nell'ordine si sblocca Badalotti alla prima rete stagionale all'11° che pareggia i conti. Chiarini ringrazia l'indecisione del portiere ospite Vino e firma il sorpasso al 25°. Il secondo calcio di rigore domenicale vale il 6° centro in campionato per Berta, al 5° della ripresa. Sembrerebbe chiudere i giochi poi la doppietta di Badalotti al 15°, ma Serlini 3 minuti dopo firma il 4-2 e rilancia il morale dell'Orsa. Iseo che si fa ancora più sotto al 33° con la terza rete di Valente. Il forcing finale scalda il Vicini ma non fa male alla Governolese che centra la 6ª vittoria in 9 giornate e rimette nel mirino la capolista adrense, ora a 5 punti di distanza ma con una gara giocata in più. Persa la battaglia, l'Orsa resta invece in zona play-out.
A Pandino arriva l'8ª sconfitta stagionale per la Castellana. I biancazzurri di Francesco Vincenzi, ultimi della classe, cadono di misura sul campo della Louisiana. Decide la rete in avvio di Facchetti, che permette ai cremonesi di allungare in classifica proprio sui mantovani. E la zona play-out per la Castellana, già complicata, è così sempre più lontana. All'8º minuto di gioco si decide la sfida a salvezza. Cross dalla sinistra di Marinoni e Facchetti trova la girata vincente sulla quale Bonizzi nulla può. La Castellana bozzerà poi una reazione. Gianfi al 22esimo non va distante dal bersaglio e poi da una parte e dall'altra si proverà a incidere, pur senza fortuna, da calcio piazzato. La Louisiana contiene senza eccessivi affanni e arriva al triplice fischio con la porta inviolata. Il successo dei cremonesi, come detto, allarga la forbice in zona retrocessione. La Castellana è ora a 6 lunghezze dalla penultima, l'Orceana, e la Louisiana si affaccia in zona salvezza diretta a quota 10 punti. Non c'è storia, il Castiglione spazza via la Verolese, seconda della classe, con una prova di forza. 3-0 per gli aloisiani di Marco Russo, sempre in pieno controllo del match. A Lusetti il Castiglione partiva con Trilli, Di Marzio, Venturi, Fusari, Rossini, Fayet, Azzali, Fusari, Vigani, Mattei, Diouf. Al primo vero affondo è già vantaggio rossoblù. Baillet sblocca la contesa con un bel colpo di testa ed è 1-0 Castiglione al 13esimo. Esce per infortunio Azzali, dentro Pasinelli al minuto 27. Il capocannoniere del campionato Vigani spara a rete al 33esimo. Sulla ribattuta è pronto il neo entrato Pasinelli a raddoppiare. Se non fosse già abbastanza chiusa, la tripla mandata sulla sfida la mette la rete di Mattei in apertura del secondo tempo. È un monologo dei mantovani. 3-0 alla Verolese, 26 punti in 10 partite, 6 più del Rapid United, secondo. Il derby di prima categoria del Boschetto lancia definitivamente il Rapid United, che supera di misura il Curtatone. La NAC spreca tantissime occasioni e soprattutto si vede punita oltre misura per una svista difensiva. L'1-0 porta la firma del cannoniere di razza Andrea Buoli, capace all'8º minuto di gioco di approfittare di una clamorosa disattenzione della difesa locale. Ai rossoblù del presidente Paolo Ferretti manca una volta ancora la fortuna negli episodi per svoltare una stagione partita un po' sottotono. Il Rapid United di Mister Maglia si conferma una serissima pretendente alla zona playoff e adesso secondo in solitaria a 6 punti dalla vetta. Non ci fosse il Castiglione schiacciasassi da davanti, potrebbe ambire pure a qualcosa di più, ma la crescita del Rapid è comunque una piacevolissima certezza per il movimento mantovano. Velocemente andiamo a iniziare ad analizzare, poi abbiamo ancora tantissimi gol dopo la pausa pubblicitaria, quindi insomma, fra poco ne avremo molti altri. Però Luca Giacomelli, qui abbiamo due mantovane, una che va molto bene, quantomeno si giocherà zone altissime là davanti, la Governolese, e seconda 5 della Drense che ha giocato una partita in più, quindi potenzialmente a -2. Diciamo potenzialmente così. -2, sì. Castellana invece che 8 perse su 9, insomma qui l'allarme è già suonato. I due posti, Luca. Vabbè, la Governolese è una sorpresa in positivo perché in estate probabilmente si pensava ad un piazzamento tra le prime 5, però insomma come hai detto tu potrebbe sabato contro il Valcalepio nell'anticipo potrebbe già andare a -2 visto che poi la Drense riposerà. Invece la Castellana ha dei problemi che anche quelli ipotizzabili già in estate, però insomma ci si aspettava almeno 4-5 punti a questo punto, invece ce n'è uno solo, non solo per colpa della squadra, perché insomma contro il Cazzago gli è andata molto male. Sì. Questa è stata una bella batosta, da 2-0 a 2-3. Esatto, e forse psicologicamente ha influito anche quello. Poi il fatto per esempio in settimana c'era Ottolini con una costola incrinata, che era il giocatore che ha fatto 2 gol contro il Cazzago, insomma si era già sbloccato. Poi c'era l'infortunio di Calzoni, è tornato Pini adesso, però insomma alla Castellana un 11 titolare, quello che avevano pensato in estate, non c'è ancora mai stato. Non l'ha mai avuto fin qua, è vero, quindi il problema 6 è quello. 6 punti dalla penultima, quindi è complessa la situazione. Speriamo insomma in magari una scintilla, una partita che vada come si auspicano a Castelgofredo da tempo, però ormai, da troppo tempo. Esatto, serve la scintilla. Purtroppo è arrivata anche la punta adesso, però ci vuole tempo per farla ambientare, entrare negli schemi, è una situazione molto complicata. Velocemente anche con il bomber dello studio oggi, Antonio Buonaiuto dell'Asola, ex Ofanenghese, tu anche ex Louisiana, che abbiamo visto battere la Castellana.
quale magari delle due può ambire più in alto? L'Offanenghese è partita molto bene, ha perso solo a Governolo, fin qua insomma con le squadre più significative, quindi due belle squadre. Ma io sono abbastanza sorpreso dall'Offanenghese, non mi aspettavo la vittoria del campionato l'anno scorso. E a maggior ragione questo. Neanche la partenza sprint con l'eccellenza. Invece sono deluso dalla Louisiana perché mi aspettavo comunque una squadra più competitiva. Si sono invertite un po' le situazioni. No, esatto, poi vabbè, l'ultima mia squadra è stata la Louisiana, quindi sono un pochino più di parte verso di loro, però mi aspettavo qualcosa in più dalle parti di Pandino. Zona playoff non è lontanissima, comunque la classifica è abbastanza corta. Allora, pubblicità, poi parleremo con Marco Russo del Castiglione, dobbiamo ancora vedere il gol dell'Asola, tantissimo, tra poco. Calciomania, non cambiate canale. Bentornati a Calciomania, quelli che vedete sono i giovanissimi della Mantovana Junior, i nostri ospiti in studio, e adesso il secondo treno di servizi che parte perché dobbiamo farvi vedere tantissimi gol, poi torniamo in studio a raccontarvele queste partite. Allora, siamo in apertura a Asola Pro Desenzano, finisce 1-1, il nostro ospite in studio apre le marcature approfittando di una disattenzione della difesa, del portiere della difesa del Desenzano, 1-0 all'11° di gioco. Il pareggio amaro per l'Asola, che fin lì non aveva rischiato, ma anzi, come vediamo, aveva più avuto l'occasione di raddoppiare che di pareggiare, di essere raggiunta nel pareggio, trova però l'amarezza nel finale. All'83° da Silva, sugli sviluppi di un calcio di punizione e poi il cross dalla sinistra, ecco qui, arriva l'1-1 di testa che punisce Marcolini. 1-1, Patron Tozzo mastica amaro nel fine partita. Qui invece siamo in prima categoria, Marmirolo 2, Persico Dosimo 1, vanno avanti i cremonesi in avvio al 20° gol di Ghidelli e poi Ndiaye, doppio colpo di testa pazzesco, due gol molto belli, esecuzione di potenza e proprio elevazione entrambi, e due gol che decidono la partita. 2-1 in rimonta per i neroverdi di Bizzoccoli, che vedremo anche fra poco in classifica, ormai sono una vera protagonista della zona playoff, terzi in gran rimonta perché la partenza non è stata delle migliori. Tre punti importanti per Marmirolo, ripeto, in rimonta, che poi poteva anche dilagare, come stiamo vedendo dalle occasioni avute per i neroverdi. Scendiamo e apriamo la ampia pagina del calcio giovanile. Juniores regionale di fascia B, qui è un derby mantovano, San Lazzaro-Asola, e il pareggio a reti bianche promuove più l'Asola, perché l'Asola è comunque a metà classifica, neopromossa ma in tranquillità. San Lazzaro invece è penultimo a quota 9. Ci sono molte mantovane, là davanti c'è l'Offanenghese però, quota 21, dietro ci sono Gonzaga e Orceana. Qui mangiamo un po' di nebbia perché, come sapete, insomma, il weekend ha avuto molta nebbia in provincia e alcune partite la riprenderanno. Questa è una goleada, campionato allievi, Athletic ne fa 7 a Guidizzolo, cito la tripletta di Bimbatti e di Vignola, vincono i ragazzi di Losi, 5 gol in 25 minuti, una cosa pazzesca. Poi andiamo velocemente, ancora nebbia ma pian piano si diraderà. Qui è un'altra vittoria dell'Asola, che ringraziamo la società Asola, la società atletica e tutte coloro che ci inviano i contributi filmati anche in queste condizioni. L'Asola vince 4-3 a Cavriana, 3 gol del Cavrian Ponti, di Azim, Montanari, Righetti, Di Mango da solo ne fa 3, ribalta la partita. Fiorini, il quarto gol dell'Asola. Qui ritorniamo a vedere il sole, diciamo così, ed è una goleada. Campionato giovanissimi, Athletic 5, Poggese 1. Cortese, Fugagnoli, Pandoro, Negrini per i ragazzi di Cavallini, Mantovani, il gol della bandiera della Poggese. Athletic che sta andando molto bene nel settore giovanile che vi raccontiamo praticamente settimanalmente. Qui c'è anche vediamo anche della qualità in molti gol, ve la raccontiamo sempre ogni settimana. Questi ragazzi hanno dai 12 ai 14 anni, evitiamo di andare sulle classifiche per accentuare pressioni talvolta inutili, ma i gol sono belli da far vedere. Abbiamo ancora il tempo di recuperare 2 contributi filmati dai giorni scorsi, non eravamo riusciti nella puntata precedente a farveli vedere, e siamo sulle partite del campionato allievi, in questo caso Asola Cannetese 3-0, un dominio dell'Asola che sta andando molto bene. Dopodiché chiuderemo, c'è un gran gol, gran sinistro su punizione a giro, siamo sempre allo Schiantarelli che è uno dei campi che vi raccontiamo più frequentemente. Dicevo, chiudiamo
e poi torniamo in studio con il pareggio giovanissimi provinciali 2-2 tra la Futura e l'Atletic, botta e risposta per 2 volte tra i ragazzi di Dosolo, qui se non erro siamo proprio a Dosolo, e l'Atletic di Cavallini, gran gol anche qui. Eccoci in studio, adesso iniziamo a ragionare, ad analizzare le classifiche, e sono tante che abbiamo introdotto in immagini. Promozione e prima saranno il cuore di questa puntata. Direi di partire da Antonio Buonaiuto nell'analisi della sua categoria, del suo campionato. L'Asola è la migliore delle mantovane dopo il San Lazzaro, quinta in classifica, in piena zona playoff, comunque in piena lotta per l'alta classifica. Era questo il campionato che intanto vi aspettavate di fare, quindi intanto parte sinistra e guardare in alto? Vabbè, come ogni squadra, diciamo, siamo partiti comunque molto umili. Il nostro obiettivo è la salvezza, continuiamo comunque a ripeterlo. Ovvio, quello che viene poi è il di più. Siamo partiti davvero molto bene. Adesso abbiamo avuto un attimino una situazione un po' così le ultime 4 settimane. 2 o 3 settimane non benissimo, però quella partenza vi ha portato ad essere tranquilli là davanti. No, esatto, possiamo comunque ancora ambire a qualcosa. E c'è stato questo periodo un attimino di imballaggio, però comunque già da domenica abbiamo visto dei buoni risultati a livello atletico, comunque anche tattico, e il punto di domenica e quello di 4 settimane fa con il Prevalle ci sta un po' stretto, ecco, perché meritavamo largamente la vittoria. Poi, forse l'unica partita che avete sbagliato è quella di 7 giorni fa col Casteldario nel derby. Sì. Le altre, come dicevi, proprio riprendo le tue parole, sono più vittorie perse che altro. Sì, esatto, no, Casteldario sono rimasto molto sorpreso perché secondo me, a mio parere, è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà. Ma Casteldario ha un bel organico, infatti. A livello atletico, fisico, straripanti. Velocemente, vado da Luca Giacomelli. Casteldario ha un grande organico, è forse l'amalgama che manca perché è tutto nuovo. Casteldario deve trovare la quadra in difesa, perché il miglior attacco è la peggior difesa, quindi una volta che Goldoni avrà capito come mettere giù la squadra, tra l'altro domenica hanno perso, ma non avevano neanche un incontrista di ruolo tra infortuni e squalifiche. Sì, in emergenza. Purtroppo succede anche questo, quindi il Casteldario deve solo trovare la sua quadra e poi sarà sicuramente una squadra che può lottare anche per i playoff. Assolutamente, sottoscrivo. C'era Marco Goldoni, settimana scorsa allenatore del Casteldario qui, e rilancio la sua considerazione al mister Marco Russo. Arriva l'allenatore del Casteldario in una squadra per 11 undicesimi nuova. Quanto tempo serve? Bisogna farlo capire anche alla società, ma ne serve di tempo per amalgamare assolutamente sì, assolutamente sì. Non è teoria, ecco, quello voglio dire. Assolutamente sì, anche perché il tempo è, diciamo, la panacea intanto di ogni male, in quanto prendere un gruppo nuovo, uno spogliatoio nuovo, lo spogliatoio ha delle dinamiche particolari, quindi il tempo cura ogni situazione che comunque all'interno dello spogliatoio si può sempre creare. Al di là poi delle dinamiche tecniche che magari dopo esaminiamo, anche la tua situazione, mister nuovo, categoria nuova per il Castiglione, ovviamente organico tutto nuovo, quindi al di là dell'importanza tecnica che si sa del Castiglione, anche lì hai dovuto amalgamare e molto. Beh, assolutamente caratteri sì. oltre che tecnici. Più che amalgamare ho dovuto semplicemente vivere lo spogliatoio, viverlo con i miei ragazzi, perché alla fine quando hai di fronte dei ragazzi che hanno i livelli molto alti, sì, sì. Quindi alla fine io penso che il rapporto con questi giocatori, per quanto possa essere apparentemente difficile, invece è molto più semplice, perché comunque alla fine si parla la stessa lingua, quindi ci si rispetta e ci si riconosce. Rispetta, bravissimo. Allora, ancora un attimo la classifica di promozione, perché adesso voglio chiedere anche ai nostri ospiti sulle altre mantovane, ma anche sull'Asola alcune cose. Intanto voglio chiedere a Antonio Buonaiuto se se rispecchia la classifica quello che è stato fin qui il campionato, cioè Montichiari e San Lazzaro sono le squadre, o una o l'altra magari, che secondo te possono arrivare fino in fondo, Antonio? Montichiari contro di noi non ha fatto una partita
Secondo me buonissima, anche perché siamo partiti comunque noi da quel momento molto bene e non ci ha messo in enorme difficoltà. Ricordo che per i telespettatori domenica il Montichiari ha perso contro il Calcinato, prima contro ultima. Quindi... Esatto, quindi vedo questi momenti un attimo di magari disattenzione che poi pagano, però comunque sono là davanti e meritano soprattutto per i nomi. Però mi pare di capire dall'andamento fin qua che non è una squadra ancora con l'equilibrio definitivo, perché segna ma prende anche gol, come il Castellario in qualche modo. C'è una Mantovana invece, Luca Giacomelli, che è dove non ti aspettavi nel bene o nel male? Vabbè, a parte il Castellario che mi aspettavo qualche punto in più, probabilmente, forse non in zona playoff, però insomma forse 2 o 3 punti in più. In zona playoff è dove c'è l'Asola, per intenderci, quindi 4 dove punti c'è l'Asola, sopra. esatto. L'Asola mi sorprende positivamente, il San Lazzaro invece è una sicurezza già da un paio d'anni, visto che comunque ha avuto qualche cambio in formazione durante l'estate, però ha sostituito i partenti in maniera ottima, secondo me, Sì, assolutamente. perché è andato a prendere giocatori come Vicenzi, Tomasello, Gazzi, che sono delle sicurezze, quindi Puntellato alla grande l'organico. puntellato alla grande, quindi dove aveva perso ha riguadagnato subito, diciamo. L'Asola dove può arrivare, visto che parliamo molto di Asola? L'Asola quest'estate ha avuto delle vicissitudini con la punta, che prima doveva arrivare a Venturi, poi fortunatamente Patron Tozzo ha trovato buon aiuto, che era un giocatore che conosceva bene e che sta facendo bene. 5 gol, nessuno come lui nelle mantovane di promozione finale. Esatto, vedremo adesso, domenica al campo c'era Edwam, vediamo se torna, quindi potrebbe anche rinforzarsi. Insomma, l'Asola forse aveva fatto troppo male l'anno scorso. Esatto. Invece quest'anno forse il vero valore dell'Asola lo vediamo quest'anno. Assolutamente. Pubblicità, poi abbiamo ancora tanto da parlare, soprattutto del Castiglione. Non mancate, tra poco, Calciomania. Bentornati a Calciomania con un applauso da parte dei giovanissimi della Mantovana. Fra poco tocca a loro. Adesso è il momento di analizzare un po' ancora la promozione e poi soprattutto la prima categoria. Chiudiamo un po' con l'Asola, Antonio. È una squadra che, insomma, abbiamo detto, ha un organico evidentemente che l'anno scorso ci ha un po' ingannato, rinforzato comunque in buona parte. Ti chiedo di fissare un obiettivo. È presto, siamo a un terzo di campionato, lo so, però insomma i playoff possono essere un obiettivo consono all'organico e alle ambizioni? Ma in teoria gli obiettivi non si prefissano perché si cerca di arrivare sempre comunque più in alto possibile, che può essere vincere campionato, playoff, però sicuramente adesso siamo un po' attratti dalla zona e come obiettivo non è niente male. Ad Asola come ti trovi? Molto bene, molto bene. Mi sono trovato bene anche 2 anni fa, solo che causa un po' incomprensioni con il mister Franzini. Ho abbandonato, che secondo me comunque è un ottimo mister. Detto il Kaiser non a caso, perché evidentemente il carattere non è dei più malleabili, diciamo. Comunque, No. oggi Gussago è un'altra avventura. Ti trovi bene, direi? Sì, molto bene, molto bene. Poi comunque è un mister che, come diceva il mister di fianco a me, vive lo spogliatoio, lui è sempre con noi, comunque nello spogliatoio scherza e riesce a tenere comunque l'organico molto compatto. Gestione spogliatoia determinante ovunque. Allora, prima categoria, così iniziamo a parlare del Castiglione. Guardiamo la classifica, parliamo di un monologo nei numeri, 10 partite, 8 vittorie, 2 pareggi. Sta andando molto bene anche il Rapid perché comunque è a 6 punti, gli altri sotto a scendere. Partiamo da un'analisi al di là della classifica, Marco. È un organico, un progetto nato per far parlare di sé, che sia la prima, magari l'anno prossimo si auspica la promozione. Questa impronta del Castiglione è importante comunque. Beh, indubbiamente i risultati ad oggi ci stanno dando ragione, però io penso che al di là di parlare di promozione o risultati, io la vedo più che altro come un percorso che stiamo facendo noi con i nostri ragazzi, con la prima squadra, col Castiglione, con i giocatori che ogni domenica cerchiamo sempre di migliorare quel qualcosa che poi ci porta a essere vincenti con noi stessi, più che altro. A livello personale quanto significa questa opportunità, questa chance tecnica? Beh, intanto ringrazio il Presidente perché comunque mi ha dato la possibilità di poter
allenare una squadra come il Castiglione, che è sempre stata una squadra comunque blasonata, è stata una squadra che comunque ha una storia. Guarda, io sorridendo, qualche settimana fa, quando c'era il presidente qua in studio, ho detto 2 anni fa, 3 anni fa al massimo battevi il Venezia, il Castiglione, quindi insomma, parliamo di una grande storia recente. Quindi il fatto di poter essere qui è un po' come ti dicevo prima, sul fatto che più che parlare di classifica, di risultati, qui c'è un qualcosa che va molto oltre, no? Qui c'è da riscrivere, diciamo, un capitolo e noi siamo ancora alle prime pagine. E quindi i nostri obiettivi con la squadra sono quelli. Grande dialettica questo mister che conosciamo oggi, e dico a Luca Giacomelli una sottolineatura non banale: quanto è importante averlo lì il Castiglione, perché un anno fa lo ricordiamo in terza, ora protagonista con un organico importante, progetto direi altrettanto palesemente importante. Tu avrai seguito anche quello che è successo in estate con il Castiglione, che era alla ricerca, diciamo, di un titolo sportivo, ha rischiato di fare l'eccellenza, ha rischiato di fare la promozione, c'erano già degli accordi in ballo, poi mi è testimone anche Filippo che è qua fuori. È qua dietro di me praticamente. Sì. Che Salutiamo. poi insomma c'è stata l'opportunità del Sarginesco che anche io gli avevo segnalato e insomma si è ripartiti dalla prima. Certo, questo organico forse avrebbe potuto fare anche la promozione tranquillamente. Direi di perché sì. ci sono 3 attaccanti, per esempio domenica non c'era neanche Altobelli, però insomma la differenza non si è vista, perché secondo me è proprio una squadra che ha dei giocatori completamente fuori categoria. Poi il mister chiaramente gioca pro domo sua ed è prudente perché bisogna rispettare tutti. E gestire anche la stagione. E gestire anche la stagione, perché non bisogna mai prendere nessuna partita sotto gamba. Quindi è giusto così, però insomma io credo che il Castiglione continuerà a fare campionato a sé anche. Insomma, la linea è quella, il trend è quello. C'è una squadra o magari qualche situazione che fin qua invece ha evidenziato delle difficoltà, o magari è stato un momento di crescita più di altri queste prime 10 giornate? Ricordo anche qui, sorridendo, la Poggese pareggiando a Castiglione, vado a memoria, 3 settimane fa, dichiarazioni post partita è come se avessero vinto un campionato, vista dal punto di vista della Poggese, bloccare il Castiglione. Quindi questo è un po' l'animo con il quale vi affrontano tutti gli avversari. Beh, questo era, diciamo, una cosa molto ovvia, no? Nel senso che è chiaro che quando ti trovi lassù è normale che tutte le squadre, e poi chiaramente col nome che hai, perché comunque il Castiglione ha un nome importante, e lo stadio, le strutture, tutte le squadre che comunque ci affrontano vengono perché siamo il Castiglione. Poi a questo aggiungiamo anche il fatto che, tra virgolette, stiamo facendo fino ad oggi un percorso positivo, quindi questo per gli altri diventa uno stimolo maggiore. Luca Giacomelli, magari anche poi Antonio, buon aiuto. C'è qualcuno che non dico possa mettere bastone tra le ruote, o qualcuno che potrà essere protagonista là in alto, secondo te, Luca? Bastone tra le ruote a Castiglione non lo so, non credo. Si gioca per il secondo posto tra Rapid, Marmirolo. Vedremo se tornerà il Suzzara, che ha qualche assenza importante, infatti nelle ultime settimane ha un po' faticato. C'è la sorpresa Porto, che ha fatto filotto contro l'avversario salvezza. Porto sta andando alla grande, Marzio Storti l'ha detto. Sta mettendo Delfino in cascina il Porto, perché comunque la mezza salvezza. Sì, la salvezza è a metà. Mi aspettavo qualcosa di più forse dal Gonzaga e dal Curtatone, però insomma avranno tempo per venire fuori. Direi proprio di sì. Hai qualche favorita, Antonio? No, vabbè, io credo che comunque il Castiglione, come dicevamo prima, è un'altra categoria. Vedendo i nomi e comunque anche il mister non ci ripetiamo, è quello, insomma. No, vabbè. Assolutamente. Chiedo invece magari una parere al mister. Qual è lo scenario al quale deve ambire il Castiglione, non oggi, nel medio futuro, anche immagino condiviso tra lei, società e organico, perché insomma non pensiamo in questo investimento annuale, ma invece, come diceva anche Garbisi, il presidente, insomma si guarda oltre. Beh, io sinceramente, a differenza di quello che si può dire fuori, il mio futuro ad oggi è il mio presente, quindi io prima di parlare di quello che si potrà fare preferisco parlare di quello che si deve fare ad oggi, perché io penso che oggi e poi dopo sarà il futuro, però io penso che per poter arrivare a degli obiettivi bisogna sempre stare sul pezzo, bisogna sempre avere quella cattiveria, quella fame
che ad oggi ci ha un attimino contraddistinti, perché al di là di avere la fortuna di avere uno spogliatoio che a partire dal primo a finire all'ultimo hanno tutte comunque delle grandi qualità, e non soltanto calcistiche ma soprattutto umane, perché quando ti ritrovi uno spogliatoio con quel tipo di caratteristiche è impensabile non poter fare un qualcosa di straordinario che fino ad oggi stiamo facendo. Quindi non i nomi, non gli Altobelli, i Vigani e compagnie, ma la fame degli stessi fa la differenza. Io aggiungerei l'anima. L'anima. Con l'anima andiamo in pubblicità, poi torniamo perché c'è la Mantovana, ancora Castiglione Asolo e soprattutto i migliori gol. Non cambiate canale, buttate via il telecomando, Calciomania tra poco. Bentornati a Calciomania con il cuore della Mantovana in studio. Eccoli lì, è il momento fra pochissimo della Mantovana Junior. Un attimo prima però i migliori gol della settimana, vediamo quali sono i migliori di questa puntata. Eccoli. I migliori gol della settimana sono offerti da Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei mantovani, i migliori vini sfusi e in bottiglia, dal Lambrusco Mantovano Doc ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, il Vincot e tante altre sfiziosità. Grossi Store, l'utile e il dilettevole. Un self-service all'ingrosso e dettaglio per la scuola, l'ufficio, il negozio e la famiglia. Vieni a scoprire il megastore di cartoleria. Per il terzo anno consecutivo Calciomania premia il miglior gol dell'anno. Ogni settimana in trasmissione saranno selezionate le reti più belle del weekend dilettantistico e giovanile. A fine anno i vincitori avranno buoni spesa di centinaia di euro da utilizzare presso il Grossi Store, il megastore di cartoleria a Curtatone e il wine shop della cantina di Quistello, tra vini e prodotti tipici del territorio quistellese. Ci vediamo martedì prossimo a Calciomania. I migliori gol della settimana sono stati offerti da Grossi Store, l'utile e il dilettevole. Un self-service all'ingrosso e dettaglio per la scuola, l'ufficio, il negozio e la famiglia. Vieni a scoprire il megastore di cartoleria. Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei mantovani. Ti aspettiamo nel nostro wine shop a Quistello di Mantova. Commento volante sui due gol migliori della settimana che abbiamo visto. Parto dall'attaccante che abbiamo in studio. Quale ti ha impressionato? O magari insomma un accenno su entrambi. Ndiaye, Marmirolo e il ragazzo Pandoro dell'Athletic. Beh, il gol del ragazzo è stato davvero impressionante. Un Giovanissimi. ragazzo comunque dei giovanissimi che fa un gol del rientra genere. sul destro e tira sul secondo palo. Sì, esatto, un gol davvero pregevole. Vai, Ndiaye. Invece il gol di Ndiaye molto molto bello, comunque un'elevazione importante e anche l'impatto comunque col pallone schiacciandolo in terra è imparabile per il portiere. Bello da vedere, il primo quantomeno, grande stacco, mister. Beh, il gol del ragazzo giovane è stato un gol con un buon gesto tecnico e soprattutto a questo abbinata anche quella voglia di voler far gol, perché non è mai un gol facile alla fine incrociarla anche sull'altro palo. L'hai ideato. Quindi l'ha ideato, quindi questo è stato un bel gol. Mentre invece il gol del Marmirolo apprezzo più che altro il fatto che è andato molto cattivo sulla palla e ha attaccato bene lo spazio, e quindi quando ci sono questi due ingredienti difficilmente non fai gol. Forza fisica Ndiaye notevole, in prima categoria fa la differenza. Soprattutto uno specialista dei colpi di testa, mi dicono. Quindi... 2 su 2, ha fatto 3 punti. No, ma in generale. In generale. Anche nel Porto e nel Casteldario, se non vado... Sì, assolutamente, un curriculum, tanti gol e molti di testa. Andiamo alla Mantovana. Mantovana e il presidente Gigi Barlera, un applauso lo merita e tocca a lui. In piedi. Torni a trovarci periodicamente e ricordo a tutti i telespettatori che la Mantovana Junior è una società che nasce per il settore giovanile nei quartieri decentrati di Mantova per fare giocare tutti, quindi è il meglio del meglio della concezione del calcio giovanile. Ci sono problemi? Quali sono? Il momento della Mantovana qual è?
Presidente? Ma è un momento abbastanza buono, tutto sommato, va bene? Perché abbiamo delle formazioni che fanno Bella figura. un bel gioco e poi abbiamo dietro un vivaio che comincia dal 2011 a venire su e contiamo la bellezza di 240 ragazzi. Insomma. 240 ragazzi di tutti i quartieri di Mantova che giocano a calcio, posso dirlo, quasi sempre senza pressioni, però è l'opportunità di giocare a calcio che la Mantovana dà in altri quartieri tipo Lunetta, quell'accesso è complicato, qui invece è una garanzia. Sì, la garanzia della società c'è, la garanzia di far giocare tutti c'è, però non dimentichiamoci che giocare al calcio vuol dire cercare di arrivare il più in alto possibile e di esprimersi per vincere. Certo. Non si fa un dramma se perdono, tutto lì il discorso. L'accezione è perfetta. Ecco. Poi si è arrivati anche alla terza categoria perché si fanno crescere i ragazzi Ecco, e la poi terza categoria era si dà per sfogo noi, appunto ai giovani. ecco, era per noi il punto di arrivo dopo gli juniores. Cioè non andare a prendere dei giocatori che costano perché non abbiamo soldi per poterlo Non è fare. quella l'idea della Mantovana. Secondo, è giusto che uno che fa il juniores e merita, se c'è una bella juniores che va su, pian piano viene a stare perché altrimenti tronchiamo. E Dai continuità. Io sono nato con 7 ragazzi. Insomma, ne hai parecchi pian adesso. piano, in 12 anni o più, abbiamo fatto su delle squadre che come l'anno scorso, il 2003, erano fortissimi e lì poi devo spendere 2 parole perché... Allora, il rapporto con le altre società, mi pare di capire, com'è? Ma guardi, il rapporto delle società noi l'abbiamo sempre con onestà, sinceramente. Se noi dobbiamo andare a prendere un giocatore, interpelliamo solo ed esclusivamente la società. Perfetto, in un mondo che spesso fa il contrario. Il contrario l'abbiamo avuto noi quest'anno, il contrario l'abbiamo avuto perché il Castiglione... No, Castiglione scusa, sta bene. Il governo... Castiglione va benissimo. No, il governo... Perfetto, lapsus, il governo lese. Il governo lese, quando fa i vivai, deve cominciare dai bambini, farsi di lui e crearsi... Poi, se ha bisogno di giocatori, deve interpellare la società, la quale può avere anche un dialogo con le società più grandi, d'accordo? Perché noi, se c'è la società più grande, siamo pronti a disporre il giocatore in modo che possa andare avanti. Noi quest'anno abbiamo dato 2 ragazzi dal Mantova, perché ce li ha chiesti e li abbiamo dati, va bene? Lei ha fatto tutto senza dire niente a nessuno. Ha rovinato un 2003 completamente. Allora, speriamo che, secondo me, qui l'ambizione di questa trasmissione è che sia un salotto e tutti abbiano diritto a dire la propria e replicare. Speriamo di avere anche presto la replica della Governolese, magari un chiarimento che tra società non è venuto, magari avviene anche qua negli studi. No, io rispetto la Governolese, la prima squadra, conosco il presidente Guarnieri, sono tu d'accordo. ti stai riferendo alla classe 2003? Per forza ci portano via 5-6 ragazzi. Poi l'effetto domino è quello, va via i migliori, vanno via anche gli altri. Noi quest'anno abbiamo avuto un problema solo per fare la squadra. Numericamente, intendi? Numericamente. Okay. Pian piano sono arrivati e evidentemente l'allenatore deve lavorare più del normale. Perché? Perché quelli lì erano giocatori che noi avevamo quando avevano i 5-6 anni, ce li siamo portati su. E cambia molto. Va bene? Dalla scuola a calcio sono venuti lì. Allora, adesso andiamo a sentire anche i ragazzi. Spero a breve di avere anche la replica della Governolese, che magari ci si capirà meglio tra voi. Quando... sono i genitori anche, bisogna che comincino. Il rapporto dei genitori lì è un caos, quindi non entriamo in questo momento. Da qui spesso ne parliamo, è molto complicato. Le società devono essere le garanti, prima di tutto, dei ragazzi. Su questo siamo d'accordo? L'anno scorso abbiamo perso la semifinale. Noi, con quella squadra, intendi? Sì. Andiamo dai ragazzi, così li facciamo presentare. Un microfono parte dall'alto. Allora, voi state pure seduti. Nome, cognome, ruolo, così vi facciamo conoscere a casa. Ciao. Vito Piedi Corcia, 14 anni, difensore centrale. Il tuo giocatore preferito qual è? Icardi. Icardi, ok. Prego. Di fianco a te, così andiamo veloci. Eccoci qua, ciao. Ciao, Antonio Falco, centrocampista. Come si sta la Mantovana? Sì, bene. Vabbè. Il Presidente lo redarguisce il Presidente Barlera, molto bene. Andiamo avanti. Ciao, sono Giovanni Venturini, alla destra e mi trovo bene. Ottimo, vedi. Andiamo avanti. Ciao, mi chiamo Bresciani Lorenzo e sono difensore centrale e mi trovo bene. Mantovana, ottima, dai, andiamo avanti. Pietro Pinotti, sono un difensore centrale.
Tutto bene, cioè, Il gruppo è buono? per ora sì, cioè, tutto bene. Ottimo. Andiamo di sopra. Mainika Fabrizio, attaccante e mi trovi. Quanti gol hai fatto? L'attaccante quanti gol hai fatto? 2. 2, bene, va bene. Io 0, quindi siamo a posto. Va Stefano Pini, terzino sinistro, il mio idolo è Maldini. Ottimo, hai scelto bene. Pezzimenti Luigi, centrocampista centrale sinistro. Ottimo, Marocchi Matteo, attaccante. ok. Diego Fracasso, attaccante. Luzic Marchian, centrocampista centrale. Allora, grazie a tutti. Velocemente andiamo anche dal mister, così chiudiamo con lui per chiudere la pagina mantovana. Prima abbiamo la pagina pronostici, velocemente, è un gioco che facciamo ogni settimana con i nostri ospiti, poi siamo in chiusura. C'è da battere Roveri che finora ha preso il segno, ma ha quasi preso anche il risultato. Allora, qui Moglia Castellucchio, magari andiamo anche un po' a caso perché non tutti conosceranno la categoria. Luca Giacomelli deve conoscerla. Moglia Castellucchio, pronostico. Moglia Castellucchio è... Segno, quindi 1x2 è il risultato. Allora, secondo me potrebbe essere un 1x. 1x. Risultato, dai, prova anche. Il risultato secondo me è 1-1. 1-1. 1x2, basta così vediamo chi ci prende. Io Mister. metto l'X Sulla fiducia. e vado sulla fiducia così. Antonio. Io controcorrente, il 2. 2, Forza Castellucchio da buon aiuto. Allora, velocemente chiudiamo col mister. In piedi, eccolo qua, scusami. In piedi per chiedere la domanda più difficile è: qual è la difficoltà massima nell'allenarli? La difficoltà. Allora, innanzitutto sono Emanuele Varliero. Allora, quest'anno si è dovuto fare un gran lavoro, soprattutto a livello di gruppo, perché la squadra è formata da chi era rimasto dall'anno scorso, con un gruppo di ragazzi che nuovi, che non hanno giocato ancora a L'amalgama calcio. di cui si diceva prima. Esatto, è un gruppo che viene da un'altra società, quindi diciamo l'obiettivo iniziale era quello di unire il gruppo, che si amalgamassero bene tra di loro e poi lavorare per un obiettivo che è anche portare l'anno prossimo negli allievi, e io insieme a Cristian Venturini, che è il mio collaboratore, stiamo cercando di lavorare, seppur con tante difficoltà, perché comunque non è semplice, di trovare un assetto ideale per questi ragazzi, in modo tale che prima si divertino e poi ottengano dei risultati. Divertimento prima di tutto, La base mi di raccomando. tutto. Bravi, ottima, forza mantovana. Io ringrazio tutti i nostri ospiti. Calciomania finisce qui, in bocca al lupo al Castiglione, all'Asola, alla Mantovana. Ci vediamo martedì prossimo, ora c'è la Corte di Noè. Arrivederci, buonasera.